Interrogarsi sulla morte per interrogarsi sul senso della vita. Queste le parole pronunciate dal vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Pizziolo, in occasione della commemorazione per i defunti, celebrata martedì 1 novembre nel cimitero di Ceneda. Ecco alcuni estratti dell'omelia del vescovo Corrado. Ebbene, di fronte alla morte, quella dei propri cari o quella di ciascuno di noi, è inevitabile porsi la domanda più radicale, più fondamentale: che cos'è la vita? Che senso ha una vita che inesorabilmente si conclude con la morte? E tutto questo provoca una domanda non meno profonda, non meno radicale. Dio, nel suo amore, può dare un senso alla morte? Sono interrogativi che sembrano troppo grandi per ciascuno di noi, ma sono interrogativi reali e ai quali non possiamo e non dobbiamo fuggire. Il grande rischio della nostra cultura contemporanea, di tanti uomini e donne di oggi, il grande rischio o la tentazione grande è quella di fuggire di fronte alla morte e agli interrogativi che essa fa nascere. E si comincia da piccoli a farlo, o meglio siamo noi che cominciamo a fare in modo che anche i bambini non si pongano questo problema. Ho detto anche poco fa a Sant'Andrea, ma anche qui non ci sono bambini qui, pochissimi. Si evita accuratamente di parlare loro, di far pensare loro quella cosa brutta che è la morte. Questo non è realistico e non è educativo. Il rischio è di illudersi che la nostra morte non abbia, o la morte in generale, non abbia nulla a che fare con la propria esistenza, come se non esistesse, o come se uno potesse prolungare all'infinito la sua vita senza incontrare mai la morte. Si fa il possibile per non incontrarla, ma nello stesso tempo meno ci si abitua a pensare alla morte e più si ha paura di essa, e più si è disarmati di fronte ad essa quando bussa alle porte delle nostre case, della nostra vita. Credo che oggi non ci si interroga più sulla morte perché non ci si interroga più sul vero senso della vita. Perché anche questo è vero. E non ci si interroga più sul senso della vita perché si tende a far scomparire la realtà della morte. È un circolo non virtuoso, un circolo negativo. E allora capiamo perché Gesù ci parla della vita e ci apre alla vita proprio a partire dalla morte. Gesù non ha paura a guardare in faccia la morte, né quella di Lazzaro, né quella sua. Ai discepoli smarriti, all'uomo di oggi disorientato, cioè che ha perso il suo orientamento, Gesù offre una parola e un segno per mostrare il significato profondo e vero di quel mistero che è la morte. Come credenti noi non abbiamo nessun privilegio umano di fronte alla morte, noi non possiamo pretendere miracoli che ci evitino il duro passaggio della morte. Come credenti dobbiamo solo fissare lo sguardo su Cristo. Credere che proprio Lui, il Figlio di Dio, ha voluto condividere la nostra morte trasformandola in dono e in fonte